Affidato alla Guardia di Finanza di Vicenza, un magazzino carico di rifiuti speciali nocivi gestiti secondo dagli investigatori dalla Camorra, 900 tonnellate ammassate in un capannone in disuso. Disastro maltempo, in queste ore è presentato il piano 2019 degli interventi del commissario regionale e il governatore Luca Zaia. Il documento verrà inoltrato in giornata al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Guidato dal global veneziano Luca Casarini, la nave della ONG Mediterranea con a bordo 49 migranti al largo di Lampedusa, braccio di ferro con il ministro Salvini sullo sbarco. Stupefacente come risarcimento dopo l'incidente, padre e figlio pagano la vittima con la marijuana, denunciati, accade nel Padovano. Controlli antidroga a scuola, scoperto dai carabinieri un letto di marijuana nascosto nel laboratorio di una scuola, c'era anche il materiale per il confezionamento delle dosi. Alla vigilia dell'accordo Italia-Cina sulla via della seta col diretti attacca, paradossale che mele, pere e uva siano vietate nel paese che non permette l'ingresso a causa delle barriere commerciali. Obiettivo prevenzione, gli alunni delle scuole medie di Treviso parteciperanno a dei nuovi corsi di formazione sul pronto soccorso. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca dal Vicentino in primo piano e parliamo di tonnellate di rifiuti nocivi e speciali trovati dalla Guardia di Finanza in un capannone in disuso nella provincia Berica e secondo gli investigatori c'è l'ombra della Camorra nella gestione di questo materiale illegale. Ci racconta tutto in diretta telefonica da Vicenza la nostra Chiara Gaiani. Chiara. Buongiorno da Vicenza, un magazzino stipato di rifiuti speciali e gestiti quasi certamente dalla Camorra è quello che ha scoperto la Guardia di Finanza di Novelta Vicentina all'interno di un capannone di 3.000 metri quadrati nell'area industriale di Asigliano Veneto. All'interno le fiamme gialle hanno trovato 600 balle di rifiuti, materiale plastico, tessile, rifiuti solidi urbani per un peso di circa 900 tonnellate, rifiuti provenienti dalla Campania e più precisamente da Napoli Caserta. Il capannone è stato posto sotto sequestro, all'interno l'ARPAV ha anche eseguito tutta una serie di campionature. Il capannone è in disuso ed è di proprietà di un istituto bancario di livello nazionale che adesso, sulla base di un'ordinanza emessa dal sindaco di Asigliano, dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti e anche alla bonifica di tutti i luoghi. Per maggiori dettagli ci aggiorniamo alle prossime edizioni. Per ora da Vicenza è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. E intanto, a proposito di Camorra, ieri i commissari del Partito Democratico, membri della Commissione Antimafia, hanno incontrato prefetto e procuratore. Abbiamo incontrato intanto il prefetto e il procuratore, il capo della DDA, la quale ci hanno confermato appunto ormai il radicamento delle mafie nel nostro territorio. Di fronte a questo non possiamo girarci dall'altra parte, ma dobbiamo aprire gli occhi, credo, e dobbiamo lavorare sui territori. Dopo le recenti inchieste che hanno portato alla luce la presenza dell''ndrangheta in Veneto, il radicamento della Camorra soprattutto nella zona del litorale con l'arresto dell'ormai ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre, i commissari del PD membri della Commissione Antimafia hanno voluto incontrare il prefetto Zappalorto e il procuratore Cherchi in mattinata, mentre nel pomeriggio gli abitanti e non solo a Eraclea. È evidente che qui l''ndrangheta e nel caso di Eraclea la Camorra stanno aggredendo l'economia legale, non sparano, non compiono crimini evidenti contro le persone, questo però non significa che siano meno pericolose. I soldi che provengono dalla droga o da altre attività illecite che inquinano l'economia legale, le imprese di questo territorio rischiano di mettere a repentaglio la democrazia e la convivenza civile. Per questo bisogna accendere un faro. Per questo chiedono una commissione antimafia nella nostra regione che da tempo viene caldeggiata ma senza esito. Io credo che su questo, proprio per fare un lavoro trasversale che coinvolga tutte le forze sane della società, sia necessario anche istituire nel Veneto una commissione antimafia, nella regione, come c'è in tante altre regioni. Io credo che questo sia un'emergenza e una necessità della nostra regione, non per criminalizzare un territorio, ma per comprenderlo, per capirlo meglio e per parlarne, perché di fronte a questi fenomeni non si può star zitti, ma bisogna iniziare a parlarne con tutti.
Proprio stamani i sindacati i sindacati veneti hanno parlato con il governatore Zaia proprio di mafie questa mattina a Palazzo Balbi. Poi il governatore si è spostato per parlare invece con i giornalisti, con la stampa, del quello che è il piano 2019 per gli interventi in seguito al disastro maltempo in montagna. Un piano che verrà inoltrato in serata, in giornata, al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Allora ha seguito per noi la conferenza stampa, si è conclusa da poco a Palazzo Balbi il nostro Filippo Fois. Allora Filippo, in estrema sintesi cosa prevede questo piano 2019 per il maltempo? Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Dunque, nel dettaglio e in sintesi il piano per il 2019 prevede un finanziamento che già nelle casse della Regione di 309 milioni di euro. In totale, spalmati su 3 anni, c'è 1 miliardo di euro che verrà impiegato per gli interventi di ripristino rispetto al maltempo che aveva colpito la Regione tra ottobre e novembre. Nel 2019 verranno avviati con questi 309 milioni di euro circa 350 cantieri su un territorio di 100 comuni, comprendono tutte le province del Veneto, e il Presidente Zaia ha detto anche che tutti i lavori saranno iniziati entro il 30 settembre del 2019, naturalmente come finanziamenti e come interventi da parte del Leone, la provincia di Belluno, dove l'importo dei lavori è di 190 milioni di euro, seguita poi da Venezia, perché c'erano stati parecchi danni anche sul litorale con 28, quasi 29 milioni di euro. Comunque tutte le province del Veneto saranno interessate dai lavori. Poi come sono stati anche riconosciuti gli interventi già attuati, avviati per circa 100 milioni di euro e stati completati per quello che riguarda la nomina trascorsa nel 2018, sia per quello che riguarda il rischio di braghe, la pulizia dei boschi, il dissesto idrogeologico e la viabilità. Come anticipato il Presidente Zaia ha incontrato anche i segretari generali del Veneto, si è parlato di infiltrazioni mafiose. La Regione è pronta a fare la sua parte, ma vi daremo poi un report molto completo di quello che è accaduto in mattinata. Sarà trovabile nelle prossime edizioni del nostro territorio. Grazie Filippo, perché ti sentiamo anche un po' male in quella zona di Palazzo Balbi, le comunicazioni sono hanno un po' di difficoltà. Comunque 309 milioni di euro è il piano presentato nel dettaglio, lo vedremo questa sera. Grazie a Filippo Fois. Adesso invece con Ilaria Marchiori, sempre da Venezia. La Marchiori che è in contatto con Luca Casarini che guida la nave Ionio della ONG Mediterranea, che si trova in questo momento ancora al largo di Lampedusa e chiede di poter sbarcare con i 49 migranti, ma come sapete c'è un braccio di ferro con il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ilaria, com'è la situazione? Buongiorno da Venezia, 49 migranti a bordo della nave Mare Ionio della ONG Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa, ma mentre il sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, ricordiamo che il Viminale da ieri ha annunciato la chiusura delle acque territoriali e infatti il ministro Salvini considera l'operazione della ONG un favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e assicura: in Italia con il mio permesso non mettono piede. I migranti, lo ricordiamo, sono stati salvati al largo della Libia dalla ONG, si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata a sud dell'isola per mettersi al riparo dal maltempo, ma al momento, ha confermato Luca Casarini, il capomissione leader veneziano dei No Global, da lì non si possono muovere perché c'è il divieto di sbarco, appunto. Mare Ionio ha tratto in salvo, lo ricordiamo, tutte le persone a bordo, comunicando a una motovedetta libica giunta sul posto a soccorso e iniziato ad aver terminato le operazioni. Tra le persone soccorse, lo ricordiamo, 12 sono minorenni. Come spiega ancora Casarini, la Guardia Costiera ha autorizzato alla nave Mare Ionio un punto di fonda per ripararsi dal maltempo, ma finora non è stato assegnato un punto POS, cioè porto sicuro di sbarco. La nave è controllata a vista da un'imbarcazione delle Fiamme Gialle che hanno vietato alla nave ONG l'ingresso in acque territoriali, intimando via radio di spegnere i motori, ma l'imbarcazione con i migranti a bordo ha proseguito fino ad arrivare alla fonda a sud di Lampedusa. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria Marchiori. La cronaca adesso, un infortunio sul lavoro, non vede il titolare dell'azienda e in retromarcia lo investe col muletto, accaduto nel Padovano. Si è rischiata la tragedia in una ditta dell'Alta Padovana dove il titolare è stato investito da un muletto in movimento. L'infortunio sul lavoro è avvenuto verso le 18 di lunedì pomeriggio alla fermata di via Gaffarello a Borgorico. L'uomo, un 43enne della zona, è stato investito in retromarcia da un dipendente che era sopra il muletto. All'inizio l'incidente sembrava molto grave, tanto che da Padova si è alzato l'eli soccorso. Poi, grazie all'intervento dei medici, la situazione si è stabilizzata e il 43enne è stato trasportato al pronto soccorso di Campo San Piero con una gamba rotta. Sul posto lo Spisal e i carabinieri per i rilievi. Ancora dal Padovano un incidente e poi le due parti che cercano di mettersi d'accordo, un padre e un figlio che però offrono come risarcimento qualcosa di davvero singolare. Sentite. Una vicenda incredibile, quella che ha per protagonisti padre e figlio padovani. I due hanno tentato di pagare i danni di un incidente stradale proponendo alcune dosi di marijuana. Qualche giorno fa infatti il ragazzo di 21 anni ha tamponato l'auto di un coetaneo di origine romena. Per pagare i danni provocati, su suggerimento del padre, non ha fatto la constatazione amichevole. Padre e figlio hanno detto così allo straniero che lo avrebbero pagato subito per evitare beghe burocratiche. Qui viene il bello. I due consegnano 150 euro in contanti, una dose di marijuana. Sbalordito il ragazzo romeno allerta i carabinieri e racconta la vicenda incredibile. Appurata la veridicità del racconto, i carabinieri perquisiscono la casa dei due trovando altri 20 grammi di marijuana, sequestrata la droga, denunciati padre e figlio. L'economia adesso, si è parlato anche di questo, anche di economia, ieri a Ring, nel talk show del lunedì sera dalle 21:15, si è parlato anche della cosiddetta ZES, la zona economica speciale, che porterebbe 27.000 posti di lavoro nel veneziano e non solo, ma, e questo è il durissimo sfogo del presidente di Confindustria Lagunare Marinesi, ha detto non ce la faranno fare per colpa del Movimento 5 Stelle. Sentite un estratto allora di questo dibattito. Noi abbiamo presentato una proposta per le zone economiche speciali. La firma l'altro giorno, no? La firma l'altro giorno. Scommettiamo che non lo facciamo, perché il Movimento 5 Stelle non ci ascolta, perché i ministri non ci ricevono, perché non è possibile pensare a un piano per lo sviluppo di un territorio, perché non è possibile fare quello che fanno in Polonia, dove noi siamo il sesto paese in cui andiamo a investire, non è possibile mettere a fattor comune le infrastrutture che abbiamo, che sono quelle portuali, non è possibile fare un sistema portuale che prenda Trieste e Venezia come un'unica area portuale. Non la faremo, non ce la darete questa maledetta o benedetta ZES. E io giro il mondo, faccio gli accordi col territorio, questa è una proposta col territorio, chiedo un appuntamento con un ministro e non mi viene dato, mi dicono di scrivere, scrivo le ragioni e non mi viene dato. E questo non riguarda Marinesi, riguardano 250.000 persone. Ed è una cosa banale, e firmiamo gli accordi per la seta quando la via della seta si sviluppa sulle zone economiche speciali. Questo è quello che noi chiediamo, a costo zero, perché sono investimenti privati. Noi possiamo fare in 3 anni in questo territorio 2,5 miliardi di euro di investimenti privati, creando 27.000 posti di lavoro. Assolutamente portavoce, ma fa piacere, mi dispiace se lei ha scritto al Ministero e non le hanno risposto, però appunto ho visto altri rappresentanti di Confindustria essere al Ministero, ricevuti essere al tavolo di trattativa, quindi io penso che cosa giusta sarebbe anche, e immagino che l'abbia fatto, parlarne poi anche con chi si occupa a livello nazionale per la sua categoria di questi temi. Io ovviamente riporterò. Ha accennato ovviamente parlando di ZES Marinese anche all'accordo sulla via della seta e sul dibattito dell'accordo Italia-Cina interviene anche la Coldiretti. Sentite. Un accordo che non riguarda l'agricoltura non è possibile, l'agricoltura è il settore primario e va messa al primo posto. Mele, pere e uva da tavola vietate in Cina, che non ne permette l'ingresso a causa delle barriere commerciali ancora presenti per le nostre produzioni. Alla vigilia dell'accordo sulla nuova via della seta, che sta già facendo discutere parecchio per l'interesse dello Stato asiatico nei confronti dei porti italiani, per il quale a Venezia si sono già levate le voci critiche del presidente Zaia e del sindaco Brugnaro, la Coldiretti veneziana mette sul piatto un'altra questione. La nostra denuncia è il fatto di vedere le nostre esportazioni bloccate
verso la Cina, soprattutto per quello che riguarda l'ortofrutta, mentre la Cina è libera di importare. Da un'analisi fatta da Coldiretti dal punto di vista nazionale, l'Italia è in forte svantaggio per quello che riguarda l'importazione e l'esportazione, con un meno 35% rispetto ai prodotti che noi importiamo contro quelli che riusciamo a esportare. Nonostante questo noi importiamo tantissimo dalla Cina. Sì, tanto, anche gli stessi prodotti che a noi vengono inibiti, di cui viene appunto bloccata l'esportazione in Cina, è permesso invece che la Cina possa importare in Italia questi stessi prodotti. In Cina possono essere esportati unicamente kiwi e agrumi, peraltro sbloccati solo recentemente. Il blocco è giustificato dallo Stato asiatico con motivi fitosanitari che per l'Associazione dei coltivatori non hanno ragion d'essere. L'Italia è al primo posto nel mondo per la sanità di quello che commercia a livello agroalimentare, invece la Cina, al contrario, è al secondo posto per gli allarmi che sono scattati a livello di sicurezza agroalimentare nel mondo. Una situazione totalmente paradossale per la quale viene chiesto un cambio di marcia. Non solo la Cina può esportare pere e mele senza importare le nostre, ma si è anche verificata un'invasione di insetti dannosi alla coltivazione di provenienza più o meno diretta dalla Cina. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, è la prima edizione del nostro telegiornale, torniamo alla cronaca, i controlli antidroga nelle scuole, una spiacevole scoperta in un istituto trevigiano. Il vero stupore i carabinieri l'hanno avuto quando hanno frugato tra due armadi di un laboratorio della scuola. Tra libri ed attrezzature i militari, con l'ausilio del cane antidroga, hanno rinvenuto un sacchetto di plastica con dentro oltre un etto di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle dosi. È successo all'ITIS Fermi Giorgi di Treviso, in via Medaglie d'Oro. Controlli di routine, quelli antidroga disposti periodicamente dalle forze dell'ordine sia fuori che dentro gli edifici scolastici. Controlli che sono stati intensificati dopo l'allarme lanciato dal prefetto ad inizio anno relativamente all'aumento di spaccio e consumo di stupefacenti, soprattutto tra giovanissimi. Il sequestro all'interno della scuola conferma i sospetti. Ora sono in corso indagini per capire a chi possa essere ricondotta la marijuana sequestrata nel laboratorio, se ad uno o più studenti che evidentemente avevano organizzato lo spaccio tra gli allievi dell'istituto. Il consumo di droga ha numeri inquietanti e preoccupanti un po' in tutto il Veneto, tra i giovanissimi anche nel veneziano. A Venezia nel 2018 ci sono state 1087 segnalazioni di assuntori di stupefacenti. Si tratta di un dato in aumento che rispetto all'anno precedente segna un più 5,43%. Se si sommano le segnalazioni di assuntori dai 15 ai 24 anni, il numero arriva a 535. Ciò vuol dire che più della metà dei consumatori di stupefacenti è giovane o giovanissima. La prefettura ha infatti evidenziato un costante incremento delle segnalazioni, con connotazioni preoccupanti per quanto riguarda il consumo di sostanze chimiche sintetiche, anche se i più utilizzati rimangono i cannabinoidi, e per la tendenza all'abbassamento dell'età dei ragazzi. La preoccupazione che non mi stupisce e la sottovalutazione che c'è dell'uso e dell'abuso di sostanze stupefacenti che nel passato suscitavano preoccupazione, emergenza da parte delle famiglie, delle istituzioni, eccetera, che adesso invece vengono assolutamente non solo sottovalutate, forse nemmeno valutate. L'adolescente si approccia al mondo dello spacciatore, di tutto quello che è il mondo dello spaccio, con estrema superficialità. Per quanto riguarda i giovanissimi, a destare altrettanta preoccupazione sono anche i casi di bullismo che emergono nelle scuole veneziane, 6 quelli segnalati dall'inizio dell'anno scolastico. Ancora più delicato il tema del cyberbullismo, già prima dei 13 anni si trascorre parecchio tempo su internet e sui social network. Il mondo di internet doveva in qualche modo migliorare la nostra vita, perché era uno strumento che poteva migliorare la conoscenza, ma anche dei modi di essere e comportamenti analoghi che andavano delegittimati. Invece è diventato un megafono e un amplificatore dei comportamenti anche più negativi presenti a tutt'oggi nel tessuto sociale. Adesso cambiamo argomento, parliamo della neve che è tornata sulle montagne da ieri. Allora vedo il bianco della neve, siamo in zona Cortina se non sbaglio, il nostro Lucio Zanato, eccolo qua, Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Lucio, allora com'è?
Questo colpo di coda dell'inverno. È un'ottima giornata, devo dire, un'ottima giornata di sole. Buongiorno da Cortina, buongiorno da questa situazione. Sono con il direttore del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, il Parco Naturale Regionale, perché noi stiamo girando una puntata di agricoltura. Michele D'Apozzo, intanto ieri una bellissima nevicata e oggi una ottima giornata. Oggi Cortina si presenta veramente nel massimo splendore. Siamo a Malga all'Arieto, è una delle tante malghe delle Regole d'Ampezzo che, come molti di voi sapranno, sono l'ente che gestisce il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo per conto della Regione del Veneto. Ecco, per i nostri telespettatori in diretta che cosa abbiamo dietro, che così Nicoletta fa vedere. Noi siamo alle falde del massiccio del Cristallo, questo è il Cristallo. Più in là c'è il gruppo del Pomagagnon, comunque siamo nel ramo orientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Ecco, una nevicata che diciamo così fa vedere e conclude diciamo una stagione che è positiva per quanto riguarda lo sci e le presenze qui nel Cortinese. Ma diciamo che è una stagione di luci e ombre, perché ricordiamoci che fino al 31 di gennaio non avevamo neve. Diciamo che Cortina si salva perché ha molte possibilità turistiche anche al di là dello sci, l'escursionismo, un sacco di proposte culturali, e quindi comunque ci si salva. Certo che insomma bisogna fare i conti col clima e con le sue bizze. Ecco, inevitabilmente noi siamo qui anche per parlare delle Olimpiadi che dovrebbero arrivare a Cortina, Milano, un momento diciamo importante sia per quanto riguarda lo sport sia per quanto riguarda il turismo collegato, ma siamo venuti a vedere anche che cosa può trovare il turista al di là dei momenti sportivi. Allora, cosa può trovare qui? Ma può trovare natura, deve fare un po' di fatica. Gli ambienti sono separati, Cortina è per gran parte naturale, c'è una parte destinata fin dal 1956 allo sci alpino, alle zone sportive. È una promessa che tutti hanno fatto, quella di non estendere ulteriormente i comprensori sciistici, perché così come sono più che sufficienti a qualunque manifestazione anche internazionale, già per i mondiali 2021, per cui si tratterà solo di razionalizzare, di valorizzare quello che Cortina offre da questo punto di vista impiantistico, viabile, turistico. Quindi diciamo che saranno delle Olimpiadi ad impatto zero, come hanno promesso. Questo è quello che ci si promette. Staremo a vedere. Tutto quello che sta al di fuori dei comprensori sciistici è natura, è territorio che le regole gestiscono da 1000 anni e che mettono anche a disposizione del turista che vuol fare qualcosa di diverso. Bene, Nicola, se hai domande da studio? No, volevo solo appunto accennarti alla visita, insomma, ma già lo sai, già l'hai accennato, fra pochi giorni ci sarà la visita dei commissari del Comitato Olimpico Internazionale che hanno visto, diciamo, la candidata a Stoccolma, e fra poco vedranno Cortina e Milano, quindi insomma hai già un po' anticipato quello che volevo dire, insomma cosa troveranno in questi territori per poi decidere il 24 giugno a Losanna. Ti lascio al... Esatto. Sì? Sì? No, concludi se vuoi. Volevo fare l'ultima domanda proprio per dire, sì. I commissari saranno qui tra pochi giorni, troveranno di fatto già gli impianti, perché gli impianti ci sono già. Gli impianti ci sono già, anche le piste, perché di fatto noi siamo pronti per i mondiali 2021 e quindi... E poi con questa nevicata siamo sicuri che avranno un impatto anche visivo, devo dire, notevole. Direi che posso restituire la linea se non hai altre domande. Grazie a Lucio Zanato per questo colpo d'occhio, grazie. Adesso invece torniamo a Treviso, l'importanza di saper gestire situazioni di emergenza anche se si è giovanissimi in classe. Allora per questo al via un corso di primo soccorso nelle scuole medie a Treviso. Ci sono situazioni in cui la tempestività può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo insegnare il primo soccorso ai ragazzi delle scuole può diventare materia fondamentale per salvare delle vite. Saranno più di 600 gli alunni delle 6 scuole medie presenti in città coinvolti nei corsi di formazione sul pronto soccorso. È fondamentale capire che si
possono fare dei gesti molto semplici, molto facili da imparare, molto facili da mettere in atto, che però hanno un'efficacia straordinaria nel prevenire la morte delle persone. I 12 incontri di 2 ore ciascuno, promossi dal Comune di Treviso in collaborazione con il SUEM, l'ASL 2 Marca Trevigiana e l'Ufficio Scolastico Provinciale, daranno vita ad un progetto pilota rivolto agli alunni delle classi terze. Un'iniziativa pilota perché con le nostre forze intanto possiamo gestire questa un'attività, ma che anche andrà ad inserirsi nel programma più vasto che c'è a livello nazionale di insegnare il primo soccorso in tutte le scuole. L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti sull'importanza di saper effettuare in modo corretto la chiamata al 118, proteggere se stessi da ulteriori incidenti e gestire l'infortunato in attesa dell'arrivo dei soccorsi organizzati. È importante che loro si mettano in comunicazione con noi e che ci diano le informazioni che per noi sono necessarie, e se poi sono veramente bravi da poter dare un aiuto alle persone in attesa che arrivino i soccorsi organizzati. Le lezioni hanno anche l'intento di sensibilizzare i giovani ad iscriversi in futuro alle associazioni di volontariato del territorio. In più diciamo che formeremo dei nuovi cittadini che in una seconda fase faranno corsi un po' più avanzati e magari saranno, perché no, i nuovi operatori del SUEM di domani. Siamo in chiusura, ore 13, fra pochissimo in diretta, e poi questa sera 20:10 con Manuela Lanzarin, l'assessore regionale alla sanità, tema caldo di queste settimane e di questi giorni. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Dopo un breve passaggio instabile che a dire il vero ci voleva per migliorare la situazione di siccità e smog sulle nostre regioni, torna il bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il tempo sarà in miglioramento, sarà asciutto e stabile ma con cielo spesso coperto. Sarà più soleggiato invece sul Bellunese. Temperature minime tra -3 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra 12 e 13 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia sarà asciutto e stabile, salvo per qualche residuo piovasco al mattino sul Triestino. Il cielo si presenterà molto nuvoloso ma con qualche schiarita a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 12 e 14 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui tornerà a splendere il sole, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.